Buonasera, allora benvenuti all'ultimo appuntamento di questa sera, che è il quinto mi pare di oggi, infatti siamo tutti stravolti, speriamo voi no, anche se questo posto è abbastanza faticoso di per sé. Del resto, come tutte le fiere, se poi uno pensa che, a me succede di pensarlo guardando su, che noi stiamo qui a spassarcela con i libri eccetera, questo è stato un posto di duro lavoro, di gente che veniva qua la mattina, che ci ha passato 40 anni. Mi commuove pensarlo, però è bello che sia stato rigenerato in questo modo così umano, insomma, anche se di diversa umanità. Questo quinto appuntamento, Jazz and Wine, è il tema della serata, dell'incontro, che è uno dei tanti incontri promossi, lo ripeto, lo dico per chi non c'era, insomma, dall'unione dei due assessorati del Friuli Venezia Giulia del turismo e della cultura, per far capire che turismo e cultura non sono due cose così separate, che possono formare un'unica, come si dice oggi, narrazione, ma potrei usare un termine più adatto, che è un incontro di persone che cercano le stesse cose, la bellezza dei luoghi e la storia dei medesimi. Jazz and Wine, che cos'è? Sono tre festival che si svolgono, tre, no? No, Jazz and Wine è un unico festival. Adesso, è un unico, però allora, adesso Paola Martini poi ci racconterà meglio, comunque, che uniscono l'amore per la musica e l'amore per il vino e i luoghi, e si svolgono sui colli orientali del Friuli. Questa è la loro la nascita di questo roba. Quindi Paola Martini, che è la presidente dell'associazione Controtempo, microfono. Controtempo. Ci racconterà di che si tratta. Certo. Jazz and Wine è una settimana di musica jazz con grandissimi nomi del jazz mondiale, musicisti del territorio, musicisti emergenti. Una settimana di grandi concerti che si svolgono nelle cantine, in dimore storiche, in palazzi, in abbazie. È una settimana per vivere l'esperienza di un territorio. Direi che la possiamo definire una rassegna slow. Una rassegna slow perché i concerti non sono dei concerti che necessitano grandi palchi. I musicisti suonano nelle cantine e sono proprio attaccati al pubblico, quindi il pubblico vive con il musicista il concerto. A fine concerto poi hanno la possibilità di assaggiare quelli che sono i vini della cantina che ci ospita e non solo, assaggiare quello che è il prodotto della nostra cantina. Jazz and Wine ha quasi 20 anni, quindi abbiamo proposto questo modello di turismo culturale o di cultura per promuovere il turismo già 20 anni fa. La caratteristica di Jazz and Wine è che si svolge in un territorio bellissimo, che è il Friuli Venezia Giulia. E il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di diversità, è una terra di confine. Come terra di confine è un crocevia di lingue, di paesaggi diversi, di religioni. Questo lo si sente, visitandolo lo si sente. Il pubblico quindi ha anche questa possibilità di vedere una terra di confine che è mescolata di tanti generi, come è la musica jazz. Lo facciamo in un periodo in autunno, ma è un periodo bellissimo. Le vigne riscaldano come se fosse il sole, quindi anche se siamo in autunno il pubblico veramente è estasiato da quello che le colline possono dare. È un modo non convenzionale, se vuoi, di sentire un concerto durante il giorno, quindi cominciamo con i concerti alle 11, poi questi concerti continuano nel pomeriggio fino al tardo pomeriggio. La sera invece ci si ritrova tutti nel cuore del Jazz and Wine, che è a Cormons, nel teatro comunale di Cormons. Lì noi abbiamo il concerto clou della giornata, per poi a fine concerto ritrovarsi tutti a bere l'ultimo bicchiere di vino, a discutere su quello che si è visto, su quello che si è sentito, sui paesaggi. La caratteristica di Jazz and Wine è che ha sempre fatto un concerto sconfinando. Già nella prima edizione di 18 anni fa noi si sconfinava nel Coglio Sloveno. All'epoca serviva ancora la carta d'identità.
Adesso non ci sono più questi confini, ma le vigne non li hanno mai segnati, quindi uno che arriva nel Coglio, la vigna non segna il limite di un confine, e questa è un'esperienza ancora di più per il nostro pubblico, perché ha modo di vedere altri paesaggi, di vedere altre situazioni. È veramente vivere un'esperienza per gli appassionati del buon vino e anche del grande jazz. Ma quindi il pubblico è un pubblico misto, perché ci sono spesso quelli che vengono soltanto per bere il vino, no? Cioè Sì, è certo. Diciamo che il pubblico non viene esclusivamente per assaggiare il vino, è tutto pubblico che ascolta jazz, che ricerca un determinato tipo di jazz. Al Jazz and Wine si ascolta un jazz, diciamo, anche a volte estremo. Ci sono dei concerti che sono free, altri concerti invece con una presentazione molto più complessa. L'abbinata del vino sicuramente è un valore, ma non vengono solo per il vino. È che a fine concerto c'è proprio questo momento di convivialità che rafforza ancora di più quello che è stato il concerto che il pubblico ha assistito. Ma il pubblico da dove viene? Il pubblico viene dalla Slovenia, moltissimo pubblico dall'Austria, dalla Croazia, dalla Germania, dall'Italia, dalla Toscana, dalle regioni limitrofe. Quest'anno, lo scorso anno, ma già quest'anno abbiamo un sacco di richieste ormai di prenotare, perché poi voi dovete immaginare che il Coglio non ha grandi alberghi, quindi il pubblico si disloca in quelli che sono i bed and breakfast, in queste case, quindi veramente vivono una settimana di famiglia direi. Ma tutto questo da cosa è nato? Da una passione sua o di chi ha creato questo festival insieme a lei? Immagino che lei non sia la sola, insomma, certo. a occuparsi di questo. No, anzi, da una passione per la musica, per il jazz? Sicuramente nasce da un gruppo di appassionati di musica jazz che ha la fortuna anche di vivere nel Coglio, e quindi ha cercato non solo di portare quella che è la loro passione, che è la musica jazz, ma di valorizzare questo grande territorio con appunto la produzione di vini, che lo si sa, i vini friulani sono i più premiati, l'eccellenza. È vero, è poco da fare. Non a caso proprio l'esempio del nostro festival, che è uno dei primi Jazz and Wine in Italia, stanno nascendo adesso, ci arrivano spesso richieste per seguire un po' quello che è il nostro format, e abbiamo pensato di creare un percorso nazionale proponendo quella che è per noi la cosa fondamentale, che è qualità musicale, qualità del vino e qualità della location, anche altre regioni. Quindi abbiamo già preso contatti con la Sardegna, con il vicino Veneto, con la Toscana, con le Marche, in modo tale da creare un percorso per il turista italiano, ma non solo italiano, di jazz and wine dislocati in tutta Italia, non sovrapponendoli in periodi uguali, in modo tale che uno in qualsiasi momento dell'anno, del mese che arriva in Italia, potrà trovare sulla regione dove visita un jazz and wine. Chi sono gli appassionati del jazz? Come li può... Un appassionato del jazz? Chi è l'appassionato del jazz? Cioè, c'è una tipologia, c'è una... Mi fa una domanda difficile. No. L'appassionato del jazz, deve essere una persona estremamente curiosa, perché il jazz, un brano si può ripetere, ma non è mai sempre uguale. E poi non è detto che un brano rimanga quello. Magari tu organizzi un concerto, però il musicista, non so, si sente ispirato, si consulta con il gruppo e cambia completamente l'assetto del brano. Quindi persone aperte, di visione molto aperta, disposti ad ascoltare. La musica jazz è una musica in continuo cambiamento, in continua trasformazione,
e quindi è ovvio, richiede la presenza di un pubblico disposto a sentire e a farsi emozionare da queste sonorità che evolvono di continuo. E la sua passione com'è nata? La mia passione per il jazz è nata, glielo dirò, accompagnando mio marito ad ascoltare i concerti jazz. È stato mio marito a contagiarmi e da lì, andando con lui ai primi concerti, sono entrata in quello che era questo proprio mondo di musica e così ci siamo trasformati da ascoltatori a organizzatori. Le dico, Controtempo ha 20 anni di età, io come presidente lo sono da 2 anni, in Circolo Controtempo sono presente da 10 anni, ecco perché le dico, sono diventata organizzatrice, prima andavo ai concerti. Immagino che ci siano stati ci siano i più grandi nomi del jazz europeo, sì, mondiale. Certo, quest'anno le dico solo un paio di nomi, abbiamo Jan Garbarekt, abbiamo il nostro italianissimo Francesco Brezzatti, famosissimo in tutta Europa, ma poi avremo Dave Holland, quindi sì, tantissimi grandi nomi come sono sempre passati per il Jazz and Wine. Tutti i grandi nomi del jazz hanno visitato in 20 anni la nostra associazione, il nostro gioiello che è Jazz and Wine. Grazie mille. Allora, l'appuntamento, torniamo a ripeterlo. È a ottobre, dal 23 al 29 di Bellissimo, autunno, ottobre. ma guarda che carino, non l'avevo visto. Scusa. E quindi invitiamo tutti a Certo. venire a vedere il Coglio e a sentire buona Certo. musica jazz. I Colli Orientali che poi hanno una lunga storia, ne parleremo anche i prossimi giorni di quella zona di confine, di quello che è accaduto e che accadrà, speriamo. Grazie a Paola Grazie Martini, a voi. in bocca al Grazie. lupo, grazie a voi, buona serata a tutti, siate sereni. Che altro? Grazie anche da Circolo Controtempo.